A Tommaso? C'è nessuno? Permesso? A Sormaì, ma Tommaso dove sta? Perché ne so? Signore, dove posso trovare Tommaso? Ma è uscito presto stamattina. Figurati se diceva a me dannava. Ah Mario, che hai visto Tommaso? Boh, e chi ha visto? Ah, oh, stare a ballare. A Tommaso! A quando si muove quello? A Cacuri, perché
ci vado a chiamare. Guarda che tardi, sa. Insomma anche le 4. Sì, è 4. E notte? Ma vatti a far vedo. Ma che se ne trena pure te? Adulto, te fai schifo, vai. Ma vattene pure la cammina. Perché te sei meglio. Fammi te, fammi te. Ah, Campani, ecchi qua i fusti. Ma dove stanno sti fusti? Che ci fai la fotografia di tua sorella? Magari, è pure buona. A fascistoni, a spia, ma che ci rappresenta sto cazzo a bubbolo qua? Ma vattene. Questo sì che è stato un vero uomo. Ma sto broccolo di Tommaso, dove sta? Voglio venire con voi! Aspetta, Battarì, che arrivano i sordi! Attenta che ti schiatta il cuore! Ma che me vuole da mollare? Sono mica diventato comunista! E 5. Ma che sono tutti per novocine qui? Ma perché ancora non l'hai capito? E attenti, questa è la roba. Datemi a me, tengo io. E ricordatevi che la regola è sempre la stessa. Io non c'entro, non vi conosco, non vi ho mai visto. Ognuno per i cavoli suoi, capito? Tutto bene, camminata, ma la grana? Mo caccia la grana. Guarda che io voglio di più. Voglio pure i soldi del tram. Begli eroi, i nostri fratelli hanno attraversato il deserto a piedi nudi. E apposta io voglio entrambe. Che famo tutto da soli? Ma chi sono quelli da disperata? Ciao Ugo, ci vediamo domani. Dai ragazzi, siamo i californiani! Si tratta di soldati tedeschi, allora ragionate diversamente. Forse non ragioniamo. La fotografia. A lei dei bambini, eccellenza. Hanno ammazzato il federale di Milano. Oddio, Dio, che sarà di noi? Hanno ammazzato il federale di Milano. Hanno ammazzato il federale di Milano. Camerata.
camerata, Gaetano. Camerati, presente! Basta con sto cinema da traditori! Pronti? Bevi. Buono sto vinello. Oh, ma io non bevo. Andiamo? Empi. Che morire sì? Eh? Alello, pare che c'hanno ancora fame sti camerati. Perché? Dovete mangiare soltanto voi? E chi dice niente? Ma credevo solo che il mascellone avesse già mangiato per tutti. Pensala come te pare. Io in quell'uomo ci ho avuto fede. Quello che ha fatto l'ha fatto tutto per benessere di noi altri. Ma t'hanno detto, sì, che quello era un tiranno. Certo, solo che noi la tirannia abbiamo potuta fare e a voi altri ancora non vi riesci. Perché non siamo boia come voi? Boia sono stati i compagni tua e quelli dell'idea tua che hanno ammazzato mio padre e mio fratello. Sorvogliando. Fatevi un altro quarto. Io mi faccio il mio, così finisce sta discussione. Pronti di mezzeria. Io mi mangio il grasso del cuore per quello a piede libero. Io meglio mangerebbe allora il grasso del cuore. Poi si metterebbero carta bianca. Li metterebbe tutti con le spalle al muro. Alello, te pago mezzo litro, se diventi del colore mio. Perché? Te credi che prima c'era lo scandalo che fate voi oggi? Guarda il foro Mussolini, guarda tutti gli altri progetti che si sono fatti e che poi si è venuto a sapere che c'erano veramente. Voi l'avete tradito, io lo farebbe resuscitare, guarda, per sputarvi in faccia. Cacci di sta assassini. Non è un capello, ma è un pelo di cavallo trovato nel frappè. E lei lo diceva che non era vero. Ah, raga, stasera mi sento in palla. Mi piacerebbe di fare la fine del secolo. Allora se te senti così in palla, andiamo a avventurare. E andiamo? Oh, bello mio, volemo andare a rubare qui 2 sacchi di farina al forno d'Arduccio. Ma che ci fai con 2 sacchi di farina? Allora andiamo a pigliare qui 2 rotoli di rame giù alla Maiana. Ha suonato, c'ho davanti a Baccaro, ci state voi? Oh, da baccaro nonna, ma passa la macchina subito. E che ce l'ho? Capirai, con 2 minuti a sbrillare e se ne... Andiamo ragazzi, stasera è tutto da gode. Allora andiamo. A vive! Ma vedete che con una botta sbrillo? Son Dio. Bisogna che ci proviamo sul serio, sa. Avventurarsi, che strada facendo ci può capitare sempre qualche impiccio. Forza ragazzi che il mondo ci guarda, siamo sempre della stessa pasta. Vincere e vinceremo. Au, ve la sentite da tentare? Tanti soldi o l'anni di galera? E che vuoi fare? Tutto. E dagli andiamo. Oh, il primo benzinaro che ci capita se lo fa. E basta che mi chiamano tanti soldi. E che pure se sono pochi ce li metti.
Allora, filiamo sto movimento. Oh, non te impicciare, che là dentro ci può essere tua sorella. E vattene, mia sorella riceve in casa. E lasciami perdere sti porifini di Dio, fammi io mangiare un pezzetto di pane in pace. A Gertrude, fatte sposare! Che volete? Se può fare tutta una comitiva. Ma chi siete? Ah, ma qui si sta pomiciando, zozzone. Siamo reggia, eh? E con questo? E con questo non si può fare. E manco ci si può venire. Che te credi che qui sta a casa tua? E che siete della buon costume? No, siamo da buonamorti. Ma che ci vedi in faccia? Dai, smuta! Ma che volete? Dai, la piova in braccio, Lasciate, ma che fai alle donne? Gli rubi l'omeni? Arigino che io pier qua io. Chiello così, chiello così. Ma come ti chiami? Qua? Ma vieni, dai, Anna, mettagli. Ma guarda che ci sta fatta. Sta buono. Che te credi che viene con te perché sei bello? E dillo perché ci vai con lui, perché è pieno di soldi, diglielo! Non vedi che bel vestito? Ma questo vi hanno a fare una comunione. Fate le valini, fate io. Ma via quando mai te conviene a ritornare a Parigi? Fermi lo sparo! Vai da sta parte! State là, carcagone! Ma vedi che stilla, questa sì che sta. Perché non siamo puliti, stiamo per il bagnetto. Dai, e balla, così devi fare! Ventisette, 28, 29 e 30. 30 sacchi e una bionda. Stava tranquillo il gaccio, eh? Allora andiamo se li a gode, stiamo bene così, no? No, stasera mi sento in grazia di Dio. Mi voglio sfogare. Andiamo a castigare un benzinato. Azuka, fa come qua volta che quello si è messo a strillare e tu sei scappato. Sera. Quanto? Faccia il piede. E dacci una guardata all'olio, va. A domanda, un po' una controllatina ai gombe.
Lasciatemi! Lasciatemi! Dai! Sbatto le mani! E anche le gambe! Oh, ecco l'aina! Piuttosto verrai! Ma che me volete fare? Io lavoro a giornata! Lascia sta borsa Sono che ti veraglio! taglia la mano! E state fermo, state! Lasciatemi! Oh, indossani sono! Andiamo messila! Beh, se può sapere quanti sono. E sono l'anima delle corna che c'è in testa! Per 8.000 riazzozze ci ha portato a ammazzarsi, un altro po' ci becchino! Che me volete fare? Ma che ho fatto? Scatta il fotomasso! Ma che me volete ammazzare? Vedere! E non li grido, ti azzozzo voi! Senti di tenere di callogna! Oh, sei rubato! Buttiamolo di sotto, va! Siamo belli, buoni e ballavo bene. Sto felice perché dei russi. Non potevo permettere perché siamo prepotenti. E saluto, gloria di Roma. A città eterna, sei finita. Adesso il pane te lo compri dove te pari. Però te lo devi scavare con l'ugna dentro sta città di zozzi e d'assassini. Perché non sloggi? Perché non ritorni a Lungotevere a fare la vita? A Roma, passami l'attrice. Passami l'attrice tua, che gli voglio dire una cosa in orecchia. Ma quale orecchia? In fronte gliela voglio dire. 3 palle in fronte. Per l'attrice tua, tieni! Ce ne fregammo un dì della galera, ce ne fregammo della brutta morte! Quella gente forte, ce ne frega adesso di morire! A lei? Lo sai che sto pensando? Che io e te insieme non si moriremo mai di fame. E forse. Io mi sentirebbe da mangiare sto mondo e l'altro. Ammazza che abilità che ci avevo. Avevo sempre campato alle spalle del mondo. Tu nemmeno ce lo sai perché stai su stasera. Io e da ragazzino che mi sono imparato tutti i violini del mondo. Te la ricordi lei? Da ragazzini, quando avevamo rubato tutti quei soldi a quel burino che vendeva i maiali. Ammazza la grana. E dopo con tutti gli amici abbiamo preso la bicicletta in affitto e siamo andati a Madonna del Divino Amore. E poi invece abbiamo trovato quei tuzzoccole sul ponte che stavano a battere e io e te abbiamo pagato per tutti. Bei tempi. Te pare, Ale? Ma fammi dormire. No, ma lei, che si è fatto giù? Che sono? No, vamo a stare dove freddo a piedi. Ammazza. Ancora non ti sei stufato da camminare?
Oh, se te vai così, sono piantassi e parti. E aspetta, Valello. Ma che c'hai? Il fuoco sotto i piedi? Ale, fermami a vedere che film fanno oggi. Tiè, vedi questa, volemo far scendere se la portiamo via. Vita. Oh, c'è Trump, andiamo! Bellezza mia, sozzonatore. Va a telefonare. Ma guarda ste matte. Ciao Celè. Ciao Irene. Che moda imbecetta Celè? Han visto che crudeltà con quel poro canetto? È suo, è di Irene. Gli ha fatto pena a lei. Io non posso mica vedere i maltrattamenti ali deboli. Ma quello gli stava a venire la rogna. Ammazza, e come ha fatto a piangere? Chi lo sa come succedono certe cose. Mio fratello lo portava sempre in giro e se la sarà presa da un altro cane. Re, io me ne vado, sa? Che mi lasci? Eh no, capirai, sto qua, con tutto quello che c'è stato a fare su casa. Beh, ciao Re, ci vediamo giù dopo, eh? Ciao. E tante volte i cani ci si affezionano. Eppure noi, come uno di casa. Io quando ero piccolo c'avevo un cane, poi è cresciuto e mia madre ha regalato un carettiere a vino. Lei non ci crederà, io quel giorno mi sono messa a piangere. E poi, sono bestie intelligenti i cani. Tante volte capiscono più loro che certa gente che a sto mondo proprio non ci dovrebbe stare. C'ha ragione, è così. Se non era che venivo qui a Garbatella a trovare un amico mio e non mi fossi fermato a guardare qui i ragazzi che giocavano a pallone e poi non ci fosse stato il fatto del cane rognoso, quando ci saressimo incontrati noi due? Perché? Perché ho visto le fatalità come sono. Che fanno domani al Platino, sa per caso? Le fatiche d'Ercole. Perché ci andiamo assieme? Deve essere un bel film. Non posso. Mi sa che lei lavora. No, sto a casa. Hai voglia di lavorare a casa. Ah, ma allora lei è proprio come una donna di casa. Allora domani non si fa proprio niente. Mi sa di no. Ma perché? Se vediamo la fermata del tram, poi andiamo dritti dritti al cinema, che c'è di male? Non lo so, dipende. E da chi? Senta, lei mi può aspettare se vuole.
Domani verso le 4, lì all'angolo, alla fermata del tram. Se mio padre esce e la negretta, l'amica mia, va a trovare sua cugina all'Alberone, allora io e mia madre gli posso mettere una scusa e forse posso venire. Io posso aspettare pure 2 ore, che c'entra? Basta che lei ci viene. Ah, se posso vengo, se no è che va là. Beh, è tardi, devo andare. Arrivederci. Arrivederci. Io me ne devo andare. Ciao, Irene. Ciao. Beh, volevo andare. Si mi vede mio padre. Ma no, l'uomini anziani mica vanno a spasso per la borgata. Quelli stanno all'osteria. Se bevono un bicchiere di vino e si fanno una partitella. Sì, ma mio padre è proprio qui, all'osteria. I compagni suoi stanno tutti quanti a Piazza Pantera. Ah. E beh, che? Sì, pure se dovessimo incontrare, famo subito queste presentazioni e stiamo pari. Sì. Sì. Molto caruccia l'amica sua. Sì, tanto caruccia. Come si chiama? Di Assira, è fidanzata. Ah, sì, beata lei. Con un ragazzo di Tormaraggio, ma mica è tanto un bravo ragazzo. Una settimana lavora, un mese sta a casa. Proprio ieri ha spadronato. Mi sa proprio che non c'ha fantasia di lavorare qui. Beh, ma che vuoi? Mica possono essere tutte fortunate. Questi tempi. Caruccio, lavora proprio bene. È il fusto. Oddio! Mica è una storia vera, è il cinema. Meno male, mo so chiacchiere che Ercole è esistito. Ma sarà anche esistito. Ma guarda, saranno minimo 1000 anni. Beh.
Ora puoi essere soddisfatta. Rabirio, Basta, state fermo, domani. Ma perché? Perché no? Ma che c'è di male? Mica famo niente, sai? L'intelligenza non è mai stata un dono. Lasciami, guarda che ci vengo più al cinema con te, di Rabirio, sei e non rimarrai altro. Oh, e mo che ci stai qui? A me, ste dritterie non me le devi fare, capito? Adomma, io mica ce lo sapevo che eri così, se no al cinema con te non ci venivo. Ma che famo, ne va? Per una stupidaggine così? Oh, state un po' zitti. Ma la volete piantare? Io voglio vedere cinema. È piantato un po', ma in maniera questa qua. E staci, un minuto solo. Te lo giuro su mia madre che è morta, un minuto solo. Oh, mi vuoi far vedere sto film? Quanto sei bella, Irene. Ti voglio bene, lo sai. Hai capito, Zucchero? Ho capito, ho capito. A Carla, io ti devo da parlare. Io ho rimediato una bella donna giù a Garbatella. Proprio una bella pischelletta, di quell'erbaceo. Quanto lava Tommaso, una donna che c'ha. Ma va a cantare all'osteria. Senti, tu mi puoi aiutare. Questa è una che non si fa più vedere, non so perché. Allora gli dobbiamo fare una bella serenata. Però gliela devi fare bene, proprio come quelle che sono forte tuo. Fammi fare una bella figura. Oddio. Bisogna vedere. Ma come sarebbe a dire bisogna vedere? Oh, io sto in bianco, la chitarra sta al monti e chiari più a più. Io ho bisogno di grana. E beh, dimmi una parolaccia, quanto ti serve? Beh, famo... 2 sacchi. E mo tu vai a battere per i miei 2 sacchi. È così. Ma che te ridi? Adomma, 2 sacchi, oh. Se specchia ai vetri del tuo balcone e tu sei nascosta dietro le tue tendine, cantando son qui per dirti ti voglio bene, a faccia di bere sentire la mia canzone. Madonna amore, non è l'ora di dormire, se il tuo cuore lo permette son venuto per cantare la canzone della notte. Mi batte il cuore
come tu non puoi capire. Queste frasi appassionate le racchiudo in 7 note per poterti innamorare. Ma perché non t'affacci ancora? So forte, eh? Dai, riattacca. Vabbè, vabbè. Madonna amore, non è l'ora di dormire, la più bella sei di tutte, come solo di sapere, la canzone della notte. A sentire sta canzone io man mano. Angelo del paradiso. Uva mia, fiore scarlatto. No, io per te pregherebbe dalla mattina alla sera, andrei a chiedere l'elemosina per fatte regina. Se chiede ma chi sarà quella donna amata? Voi ti è piaciuta? Sospirare fa spasimare un cuore. Madonna amore, Amberi quelli amberi, cantano per 4 a buona. Forza Modugno! Se il tuo cuore lo permette, son venuto per cantare. Senti a Claudio Villa, ma ne c'ha a dormire contenti. Noi siamo ragazzi che per la musica abbiamo proprio una passione. Facci sentire una bella canzone. Ci dispiace, ma siamo tutti stanchi. Come? Non ci fai sta cortesia? Sta amico mio ha espresso un desiderio. Amore, guarda che noi altri mica abitiamo qua dietro la svortata. No, magari le spesiamo. Ma che spesiamo? Ma allora mi sta a far bambino. Penso che non ci sei bambino. Dai, attacca. Forse dalla mia chitarra questa mia canzone volerà da te, ma se la mia voce non ti giungerà, questo grande amore. Però è una speranza sto ragazzo, c'hai una voce tremenda, c'hai. Ma mo che fai? Te ne vuoi andare così? Ce lo lasciare così? Ah, a Shanghai. Guarda, non siamo mica pellegrini. Andiamo, parti, Carlè. E quanto sei cattivo. Ma tu guarda con chi siamo capitati. Eppure non sembra a vederli. Sembrano tanto buoni. Ma guarda sta chitarra. Ma chi hai fatto piagni? L'anima degli mortacci tua. Ah, che meravigliosa. Io le spacco le corna. A me li morti non mi deve di, hai capito? Non mi deve di. Oh! Pozzelli, vieni con noi. E perché Don Ricco voi? E che ho fatto? Avvina. Ah, non ho ammazzato nessuno io! Giovanni, non gli dava nessuno. La puncicata che gli ha dato pare che ha ammazzato. Forza, pigliate la mia! Avanti, circolare!
smani, eh? Non vedi l'ora d'andare a ruota libera. Sapessi quante volte sono uscito io. Eppure chi mi è qua? Lo sai che te dico? Per me il carcere può pure chiudere. Triste chi resta. De me qua se lo possono pure scordare. Ah, puzzi, ancora puzzi di libertà già te ne vai, eh? Se puzzo di libertà, sono 18 mesi che mi sta a fare come un santo vecchio per una stupidaggine. Mo che sorto cambia tutto. E perché? Te sposi? E può essere. Ce l'ho una di fuori che mi aspetta. E poi non hai visto le lettere che mi scrive? Tanto mo quando sorto c'ho pure casa nuova. Palazzo moderno di 8 piani. Finalmente la fortuna si è stufata da correre appresso col bastone. Un palazzo moderno. Allora c'ha pure il bidet. È regolare. Che te credi che il Puzzilli va a abitare dentro una grotta? Puzzillo Tommaso, fuori con tutta la roba. Vengo, brigadiere. A Zaraffa, scoprite che me ne vado. E vattene, che aspetti che ti faccia il presente ad armi? A me chi non ti preoccupa che il termometro lo mando io. Dalla a tua sorella che la adopera per Cipria. Salutami la libertà, dia che s'ammasse! Ah ragazzi, dove sta via dei Crisполdi? Via dei Crisполdi? Là in fondo. Ah signori, che mi saprebbe indicando stanno nei palazzini del terzo lotto? Eccoli. Dove vai? Chi cerchi? Puzzilli. Primo piano interno 2, ma non c'è nessuno. Ma come non c'è nessuno? Beh, perché? Tu chi sei? Puzzilli Tommaso, il figlio. Ah, il carcerato. Aspetta. T'accompagno. Tua madre mi ha lasciato la chiave.
Ammazzate, signor, che cazzo. E dove l'avete rimediato? È stato il prete, ve l'ha fatta segnare lui. Si è messo a proteggervi e vi ha fatto la domanda. Ma che pure i preti si sono messi a fare i miracoli? Io mi farebbe ricarcerare per sapere chi gli dice fregnoni a quelli. Intanto è chi non pensano a niente, giocano, si divertono e si fanno pure qualche studentino. Dove sta il prete? Avanti. Permesso. Avanti, vieni. Permette, padre. Puzzilli Tommaso. Ah, sì, Tommaso. Tua madre mi ha parlato spesso di te. Desideravi qualcosa? Beh, veramente gli dovevo parlare di un affare importante. Di che si tratta? Beh, non so come cominciare. Permette, padre. È un viziaccio. Ma non è mica un peccato, no? Parla, di che hai paura? Ma lei di me già conosce vita, morte e miracoli. Anzitutto grazie da casa. Ringrazio Dio. Sì, ma insomma pure a lei. Vede, padre, io avrei deciso di sposarmi. Per questo sono venuto qui da lei, per chiederle un consiglio. C'è solo lei che mi può aiutare. Mi illumini. Dica che dovrei fare. Quanti anni hai? 20 a novembre. Pensi di agire seriamente? Sei consapevole di quello che stai per fare? E come no? Bravo, tu sei giovane e puoi formare una bella famiglia. Quanti anni ha la tua fidanzata? Quando l'ho lasciata, prima di andare a bottega, 18. A bottega? Ah, già, sei stato in prigione. I genitori vostri sono a conoscenza? Non ci sono ostacoli tra di voi? Beh, sì. 2 anni fa, quando il padre ha svagato, l'ha gonfiata e per questo mi sono trovato inguagliato. Parlerò io ai genitori di lei. Tante grazie. Però stia attento che il padre è un tipo un po' cattivo. Gli dirò che hai messo la testa a posto e che lavori. Lavoro? E dove? Te lo troverò io, un posto. Ma Tomà. Tomà. Ah, mamma, ma che fai? Stai a piangere? Così mi saluti. Ma come, io sono sortito dalla galera e te piagni? Ma che so, il fior prodigo? Ma invece da sta a piangere, fammi entrare. Preparami il bagno, corri. Mo te metto l'acqua sul fuoco. Ah, ma vedrai che adesso è tutto cambiato. Cambierà tutto. Ho incontrato tutta gente giusta che mi vuole aiutare. Vedrai che sarà tutta un'altra cosa. Adesso cominciamo a vivere, ma. Tommaso. Irene, ti devo dare una cosa, però non so come cominciare. Di che? Adesso t'ho rivista, questi giorni a me mi ha attraversato sempre il pallino per la testa da sistemare. Prima ero un po' scapestrato, per questo non ti ho dato mai a capire niente, perché ci tenevo. Mica ti veniva a dire che non lavoravo quasi mai. Irene, se ti avessi detto la verità non lo so come ti saresti comportato. Beh, Io ti voglio bene, è per questo che poi ho cambiato come so.
Non voglio più essere Tommaso. Ma io ce lo so che tu c'hai i principi buoni. E poi a me non mi hai mica fatto niente di male, sai. Senti, io vengo a parlare con tuo padre e con tua madre. Fammo le cose come vanno fatte. Ma se tu ti senti da volermi bene. L'altro giorno si da parlare col prete. Gli ho detto tutta l'intenzione mia. Per cacciare le carte? Sì, mica c'avevo niente. È il certificato di nascita, quello del battesimo, quello di cresima e il certificato dello stato libero. La spesa non è niente. 1.000-2.000 lire, una sciocchezza. Ma dai qualche cosa, su. E non c'ho niente. Passiamo di qua. Che lusso da ste parti, eh? Qui c'hanno un altro modo da comportarsi. Sono troppo differenti da noi. Da come si vestono, anche dalla maniera da come si soffiano il naso. C'hanno un altro comportamento, non c'è proprio niente da fare. Beh, ma questi ci sono nati, signori. Ma hai visto quando c'hanno i figli? Si fanno chiamare babbo, mammina. I ragazzini li tengono sempre curati, li fanno studiare finché sono grandi. Sono tutti da democrazia, ecco perché. Questa è gente che campa onestamente. Dove vanno gli se levano tanto dei cappelli. Che ne vuoi sapere? Che pure noi un giorno, con un po' di buona volontà, avevamo fortuna e potremmo fare la figura nostra. Lo sai che sto pensando? Parlo col prete e mi segno pure io al Partito Democratico. Mica un'idea sbagliata, Tommaso. E poi, essendo di quel partito, un domani ci può essere sempre un aiuto, qualche lavoro. E poi, accostarsi alla Chiesa, uno c'ha sempre un conforto. Mettete seduto. Stai comodo? Stai bene? Sì. Vieni più vicino, vieni. Ma che stai con l'occhio aperto? Chiudi l'occhio, che non ce lo sai che quando una sta con l'occhio aperti è segno e pensa un altro? Ah, vuoi dai, a bolliti. Ma è tutto bagnato qua, domani, impiastro tutta. Perché non si metteva un piede? Tanto è uguale, no? Ma quale in piedi? Stiamo bene così. Aspetta un po'. Oh, ma che ti sei mangiata? La richiodi oggi? E sbottone di sto coso. Lo vedi che non mi fa niente? No, Tommaso, no. Così no. No, lasciami perdere. Tommaso, no. State fermo, Tommaso. Non ti faccio niente. Non c'hai paura che non ti tocco. Mi fa impiastrare tutto, è tutto bagnato qua. No.
Se te bagni mica la fine del mondo. Dopo ti riasciughi. No, lei no. Ah, l'ho trovato il punto debole, eh? Ti senti male? Ammazza quanto scotti. Le mani sono gelate. A domani c'hai la febbre. Andiamo a casa domani. Andiamo a casa, se no è peggio, ti può venire a bronchite. Ma quale febbre, quale bronchite? Io non c'ho proprio niente. E te che sei cambiata? Apposta non te tocco. Non te tocco perché sei cambiata. Io cambiata? Io sono sempre uguale. Io so proprio così, non ti ricordi? No. Non è come dici te. A me non mi allappi. Qui ci deve essere qualche cosa, io non mi sbaglio. Ma perché? La vita mia è sempre quella. L'unica differenza è che prima non lavoravo, mentre adesso lavoro. E come hai fatto a entrare nel posto dove lavori? Ma te l'ho già detto. Una famiglia vicina a casa mia, c'ha un nipote che è autista che trasporta i medicinali. Ha parlato per me col dottore. E con tutto questo vorresti dire che tu non hai fatto i piaceri a nessuno? Andiamo a casa. Oh, una cosa. Io per 18 mesi sono stato all'oscuro di tutto sul conto tuo. Che te credi, che dormo da piedi? Che mi vorresti far credere che dentro un anno tu sei da fare Maria Coretti in giro e non hai parlato con nessuno? Ma che c'entra? A parlare, sì. Io sono una donna. E poi con te non c'avevo manco tanta conoscenza. E chi se ne immaginava che tu tornavi da me? Allora lo vedi, c'è stata qualche cosa. Beh, uno che ha cercato di attaccare bottoni. E tu gli hai dato retta. Te ci sei fermata a parlare. Ah, piagni. Mi fa piacere. Che ce l'hai i soldi per lavoro? Sì, ce l'ho. Aire, tu mi hai conosciuto come sono fatto. Se c'è una cosa da dire, te la devo dire. Perché non me vado e scoppia dentro per te. Guarda che io non so di quelli che si grattano le corna con la mano. Mettetelo bene in testa. Io quando mi innamoro davvero. Mica mi affeziono per un giorno o due. Io ti ho detto tutto questo perché mi sento da volete bene. Se non te pensavo per niente mi accontentavo di quello che mi passavi, hai capito, Re? Ma lo sai che ti voglio bene. Lo sai che ti ho aspettato. Spia! Stasera muori! So affari tua stasera!
scappata la caracalla! Signore, ci avevi chi te leccava i piedi? Ma va per l'emosina, stracciano! Pesce! Grazie, mangia del pesce e mangiatelo dietro. Oh, vedo, vedo. Guarda, che stai facendo? Ma mi provasti i bighi, dai. Ma chi t'ha fatto il Schubert? Guardate proprio pure qui! Non faccio da Cina, non faccio! Che bella fiammata! Un cagione! Non avevo morire fritto, non un cagione! Guarda. Ma che piagni? Ma che c'ha da piagni? Sono i dottori che stanno a far lunga, perché io non c'ho proprio niente. Tanto questa è una cosa che dura da Natale a Santo Stefano. Io tubercoloso non ci so e non ci sarò mai. Insomma, che ce devo fare con sto coso qua? Vai prima all'economato, all'ufficio citazione e poi all'ufficio matricola, hai capito? Ma che aspettate? Andatevene a casa, che è meglio, che venite a fare? E allora, ciao Tomà. Sta attento, sa? Mi raccomando a te, digliela a mia madre che non è niente. Non ti preoccupare, ma fate cura bene piuttosto e non far matto. Ciao. Ciao, Tomà. Ma guarda un po' quando sono nato a capitare io, in mezzo a tutti sti impestati. Ma come faccio a combatterci? È meglio qualcuno ammazzo. Ma ormai non stai con male. Là dietro, alla fine di quel corridoio, laggiù.
cominciamo bene. Famo le corna, va. Mannaggia la spuderata. Qui va a finire che mi fanno morire pure a me. Ma te che c'hai paura? A te che te frega? Ma dimmi un po', è tanto che stai qua? Sono 6 mesi e giorni dispari. 6 mesi? Ma io sono un parete e me ne vado. E il Puzzilli qui non regge nessuno. Saresti l'unico. Perché qua dentro ci litigamo per poterci rimanere. Se vede che de fuori non magnevate mai. E quando siete fuori che fai? Che non lo sai che siamo malati e che ci scartano tutti? Lo sai quanto te passano quando sorti di fuori? 300 lire al giorno. E a me che me frega? Tanto l'elemosina non la voglio mica. Piuttosto torno a fare il ladro. No, però ci sentono a noi. Ci devono dare per forza i diritti nostri. Subito, immediatamente, appena finita la malattia, ci hanno dato la possibilità di lavorare. Punto primo. E poi, qua dentro, le cose devono da cambiare, che è uno schifo proprio. La disgrazia nostra è stata che è morto quello che qui teneva in piedi tutta la baracca. Quello sì che era un uomo vero. Quando stava fermo, stava fermo. Ma quando si muoveva, sfondava. Avessi visto un giorno. Ha fatto ritornare indietro 2 camion di roba perché non era di prima qualità come ci aspetta a noi. Oh, non c'è stato niente da fare. Dietro fronte e via. Ma che ci guadagnava qualche cosa? Ci guadagnava. Ce ne fossero 10 in Italia come lui. Era un uomo che se campava diventava poco a poco deputato o ministro. E, hai da vedere, lo facevano sindaco di Roma. La sorella, dove deve andare? Da questa parte. Vieni di qua. Ecco qui, sistemati. Lì c'è il tuo comodino. Cassetto, armadio, tutto è a posto. Dammi il foglio. Attenzione, attenzione, fare attenzione. Si avvertono tutti i leggenti che le corsie debbono rimanere sgombere. Il personale di servizio è tenuto a far rispettare gli ordini della direzione e a segnalare le infrazioni. Gli infermieri Cocco e Negri si presentino subito dal professor Perrotta. Il primo turno alle cucine è sospeso.
sorella, ma che se sono ammattiti tutti qua dentro? Se ne accorgeranno di cosa vuol dire. E io che mi credevo da venire a fare penitenza. Tra sti morti de sonno. Questi sono peggi che embriachi. Ah, Cosi, ma manco qui si può mangiare in pace. Ma Bernardino, ma che fa? Adesso non si può più trattare, ma lo sciopero deve continuare a qualunque costo. Oh, questi menano, qua finisce a manganellare. Ma se uno dei nostri muore, passano dei guai. Ma che volete fare, Cosi? Io sto qui per guarire. Non posso mica sta a giocare io. E va bene. E chi dice niente? Ma che ci fate sparare addosso? E che c'è la guerra? Guardate in terrazza. Tu vai su. Perché stai qua? Io non c'entro niente, mettiamo una cosa fuori. Come ti chiami? Tommaso Puzzini. Che stai facendo? Sto a mangiare, che non lo vedi. Venite, brigadiere, sono qua! Fuori, uscite fuori, coraggio, fuori! Avanti, forza, camminate, forza! Avanti. Su, muovetevi. Vedi, avanti, via, aspetti! Ormai, venite, salite. Come si vede che non ci siete andato mai a Gallino? Mo vi insegno io come si fanno a pettetti, de qua. Da sta parte andate tranquilli. Camminate a pecoroni perché su ste tegole si scivola. Beh, com'è che ti è venuto tutto sto coraggio? Ma che coraggio? Da quando sono nato non faccio altro che scappare. Poi faccio quello che mi piace. Sì, fa come ti pare. Ma con sta voglia di rivoluzione che ci avete non siete manco buoni a appetiti. Grazie. Sono sportivo. Tu e tu, potete qui. Portatevi via. Vedi. No, ma un momento, ma io che c'è? Insomma, ma c'è cose solo, Andiamo. Non ho fatto niente. Non sapere cosa fare.
Questi due, fuori. Tu, vai presto. Su, scendi, cammina. Che ho fatto? E giù le mani! Sta buono, su. E non mi toccate, no? Dottor, questo è intrasportabile. Va bene. Puzzilli no, non si è mosso. Vedete questo? Sì, signore. Tu, vieni Ma con che noi. volete da me? Ma che Dai, v'ho fatto? vediamo, andiamo, Ma io scendi. stavo tanto bene a letto, stavo a dormire, stavo. Lorenzo, cammina, Ma rimettetemi cammina. a letto, rimettete. Ma che v'ho fatto? poche Io non storie, me su. reggo in piedi, non me reggo, c'ho sonno. Se ne sono nati? Sì, ma consente di noi. Quelli finiscono a Santa Teresa all'Archi Ospedali. E il brutto è se pieno Bernardini e Ughetto. Chi ci va a portare la sbobba a quelli? Io so già mezzo segnata, mi guardano brutta. Ah, ma c'è il Moretto. Amore, vacci su. Stanno giù in cantina. All'economato, dove d'inverno ci mettono il carbone. Ma che vuoi? Oh, ma non hai capito? E vendo sta roba. Te la do dopo il refettorio, grazie, amore, E la cicciona non ci sta più. L'ha fatta chiamare il direttore, sta comunista. Dimmi tu. Ci sarebbe da fucilarli tutti, sti comunisti. Sormai, avevo qua amico vostro. Ma chi me vuole? Ma chi non vuol parlare? Ma che siete pazzi? Questa storia dura da troppo tempo. Mi avete seccato. Non vedi, c'è il Puzzilli. Oh, io ho rimediato solo questo. Sto sorvegliato, ragazzi. Vi cercano come risolvi. Qui non lo vedete mica fa 6 giorni. Qui non svernate. Che succede fuori? Gli altri hanno continuato lo sciopero. Ma no, già l'hanno acchiappati tutti. Com'è il giardino? Beh, davanti è tutto bloccato. Però da dietro non c'è nessuno. Dietro? Beh, va bene, andiamo, dai, forza. Ecco, là.
Ma no, che fai tu? Aspetta. Dove vuoi andare tu? Tu devi restare qui. Ti devi curare, devi farti guarire. Tu non hai ancora finito. C'è bisogno di gente come te, sai? Lo sai che sto a pensare? Che c'hai ragione. M'hanno da guarire. E poi m'hanno dato i soldi. Ciao, Puzzilli, auguri. Sei stato dei meglio. Ciao. Quando esci, vienici a trovare a Sì, Pietrolata. sì. Chiedi di me. Auguri, Ciao. E fatti rispettare, capito? State attenti. Ciao. Sono stato ricco e non l'ho saputo. Ma con questo tempo non potreste aspettare almeno che spiove? E se durano altri 10 giorni sto di lui. No, io me ne vado subito. Non ti strapazzare adesso, Puzzilli. Da qui esci sano ma delicato. Con rispetto parlando, dottor, non vorrei che lei portasse iella. Non si preoccupi. Ciao, Puzzilli. Tanto qui non mi ci rivedete. Ciao, Puzzilli. Buongiorno. Ma no, Irene, non posso. E beh, fammi 7. E vabbè, sei in mezzo. È una cosa già piedolata, c'ho da fare. Ciao. Ciao, ciao. Ammazza un quarto sconto. Madonna, ma come? I pachini si mangiano il fuoco? Ciao Tomà. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzetti, ancora campi? Ciao Tommaso. Azucca, che mi dici? Come va? E come ad andare? Rompe le corna ai passeroni. Sono finiti i tempi belli, adesso non c'è più movimento. Sì, con i sordi tua. Ma Tommaso, hai visto la chita qui? Sono scannato un bianco come una rapa. Allora che c'è mezzo sacco a prestarmi domani dorito? Ammazza che figlio della buona donna che sei. Mamma, sono tanto felice. Amore, mi porti in cappuccino? Azucca, è finita la pacchia, è venuta l'ora che cominci a lavorare. Ma che te cazzo? Ma che vedi? La morti di fame. Non ci risiamo con sta luce. Oh, ma che succede? Che l'hanno pagata la bolletta? Quasi più un altro po' diventa Venezia. Volevamo andare al lago? Io un sorto, l'acqua mi mette paura. Ma perché? Quando sta sto là? Al fosso di Pietrolata, esci dal fiume. Poi ci mettono pure i vaporetti, i motoscafi, le gondole, le donne che fanno il bagno. Andiamo, raga, può essere pure che sta rimedia. Sì, qualche affogato. Oh, aspettate, che se c'è da rimediare c'è sta pure il Consiglio. Pellegrini! Chiama il patata! E dove è il patata?
già partita. Ma che mi fa scivolare? Ma molto lo faccio vedere io come siete portare il furgone, ma via qua! E butta qui in strada! No, non mi va! Sta roba mia! Non mi te lascio là sopra! No, c'ho paura! Vai a qua! No, lasciami! Dove stai? Lasciami, c'ho paura! Mi fai affogare! Ma chi ti ha fatto fare? Ma che se ma? Caduti, dai. Mo a mia madre io ci voglio una settimana per tirare tutti questi stracci. Robè, ammazza che arriva lunga che c'hai. Ma che vuoi farsi la non vedi come sono ridotti? Dai, a Carle attacca, cantaci una canzone. Ma lo sapete chi era quello? A giapponese, quella che batteva a Montesano. Sì, mo si è spostata. E gli giù un paniere verso l'aeroporto. Irene, Irene, via qua. Ciao, Tommaso. Lo un po' di ponci. No, mi brucia. Li conosci questi? No, nessuno. Ma che fai con sto vestito addosso? E questo mi ha prestato il barista. E il mio si era tutto fracicato. Che non ci avete fatto caso che si è fatto tardi? Che ne dici, Leo? Ti saluto, ragazzi. Me ne vado. Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera. Coppia le matti. Che fai, mi accompagni a casa? Vieni su un momento.
Ma sì, così io lo dico a tuo padre, che mi segno pure io al Partito Comunista, come lui. Ma come, hai cambiato idea? Non ti dovevi segnare la democrazia? Ma sì che ho cambiato idea. Così comincio a soffrire con te, come mia madre con mio padre. Sempre quei battiti di cuore. Va a finire che la casa non ce la danno. Ah, e per questo mi sono venuto a cercare, per parlarmi della casa. Ma che discorsi fai? Perché secondo te la casa non è importante? Ma io dormo pure per strada, sotto l'albero. Io quando voglio bene, mica sto a pensare al calore dei lenzuoli col merletto. Dormo in caldo, pure sopra i binari del tram. Sì, con qua la salute che ti ritrovi. Aire, se te sposi con me, te sposi con Poraccio, non far sogni ai pulcinelli. Tu mamma, che te credi che non ce lo sapevo? Lo vuoi capire che se te dico così è perché te voglio bene? Non stiamo a pensare ai bacetti adesso, tanto non è che con queste cose si può campare. Andiamo a casa, va, che si è fatto tardi. Oggi non ti regala niente nessuno. Ti fanno morire e puoi campare. E poi stasera non me vado a stare a parlare di questi progetti, hai capito? Allora che fai? Vieni domani a casa? Sì, te telefono. Ciao Tommaso. Ciao. Telefona quando ti pare, tanto sto tutto il giorno a casa. Attenta. Papà, mi porti il vino? Ah papà, forse non mi sposo, ci sto a ripensare. Io dico domani a Irene. Non me la sento più di sposarmi, hai capito? Fa come te pare. Sei tu che devi decidere. È inutile che stiamo a soffrire in due, te pare? Allora sono proprio bello che è morto. Ma che dici? Ma che fa? La frutta mi portare. I fiori mi dovessero portare. La pozzi la vuoi piantare? Guarda che mo' mi hai stufato proprio. Ma che vi piagnete? Ma qui se c'è uno che deve piagnere so io. Ma che morite voi? E andatevene. Ma chi voi chiede da starmi a fare compagnia? Andatevene a rompere le corna di fuori. Che oggi è pure domenica. Oh, e mo ve ne andate così, senza dirmi niente. E che te dovevamo da dire? Ditemi almeno addio domani. Addio, domani.
Mamma, Che vuoi, Tomà? niente, ma che devo da volere?